Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Portano alla stessa chat del ragazzino di Bergamo le indagini sul dodicenne che ha accoltellato un prof a San Vito Lo Capo nel Trapanese. Tante le analogie tra i due casi, aperto un fascicolo per istigazione dai social. Giovane migrante preso a bastonate mentre va al lavoro in un'azienda agricola di Marsala. Alcuni giovani con i caschi in testa lo hanno atteso e picchiato. Sarebbero 5 le aggressioni a stranieri in un giorno. Lotta ancora tra la vita e la morte. La donna presa a martellate dal marito a Mister Bianco nel Catanese. In casa c'erano i 4 figli della coppia. È stata la maggiore a chiamare i soccorsi. Incidenti mortali sulle statali di Butera e Partinico, 2 le vittime, anche un bambino tra i 4 feriti. Spunta una maga nell'inchiesta sul patrimonio di Messina Denaro e dei suoi fiancheggiatori. Veniva consultata prima di ogni viaggio d'affari. Operazione antidroga tra Sicilia e Calabria, 6 persone arrestate, sequestrati 25 kg di stupefacenti. Calcio, il Catania in fase di riflessione sul futuro dopo il mancato salto in Serie B. Sul tavolo anche il rinnovo dell'area tecnica. Si cercano punti di contatto fra l'aggressione di San Vito Lo Capo ai danni di un professore e quella avvenuta a marzo in provincia di Bergamo. Protagonisti in entrambi i casi 2 minorenni di 11 e 13 anni. In particolare si cerca di capire se i 2 ragazzini abbiano frequentato le stesse chat. Ha aperto un fascicolo per istigazione. Il servizio di Orazio Longo. Ora si cerca di capire se ci siano collegamenti, se non proprio convergenze, fra il dodicenne di San Vito Lo Capo che venerdì scorso all'Istituto Lombardo Radice Fermi ha cercato di accoltellare il professore di tecnologia mentre era in classe e il tredicenne che lo scorso 25 maggio a Trescore e Boario in provincia di Bergamo ha accoltellato la professoressa di francese. In particolare confermare o meno se frequentavano le stesse chat private e se ci sia in qualche modo un effetto emulazione. Infatti il tredicenne bergamasco aveva compiuto l'aggressione facendo una diretta Telegram come il ragazzino di San Vito Lo Capo e anche lui aveva postato una delirante spiegazione nei suoi canali che sono stati poi chiusi. Poi c'è la versione di una ragazza straniera che al Messaggero ha sostenuto di aver incrociato negli stessi ambienti digitali frequentati dal tredicenne anche il ragazzino di San Vito Lo Capo. Dall'analisi dei dispositivi PC e smartphone utilizzati dal dodicenne potranno arrivare elementi utili per far luce sulla vicenda. Il giovane intanto è stato ascoltato in modalità protetta al Tribunale dei minorenni di Palermo. Il racconto è quello di un ragazzino normale, un po' taciturno e preso dal cellulare che non lasciava mai. Per la procuratrice dei minori Claudia Caramanna la cosa più spaventosa è la freddezza, il distacco emotivo del dodicenne che avrebbe potuto fare una strage. E a quanto pare non sembrerebbe che il ragazzino abbia compreso la gravità dei fatti nella percezione distorta della realtà, di un mondo virtuale parallelo che trasforma tutto come in un perenne gioco online senza assumersi le responsabilità della realtà vera. La procura per i minorenni ha aperto un procedimento penale contro ignoti in cui si ipotizza il reato di istigazione a delinquere aggravata. Migranti presi di mira a Marsala in provincia di Trapani, almeno 5 le aggressioni nei confronti di braccianti della zona. Ci sarebbe una banda composta da 4 giovani italiani. Sentiamo Laura Spanò. 5 aggressioni senza alcun apparente motivo e tutte ai danni di giovani migranti del Bangladesh che vivono e lavorano a Marsala. E quanto avvenuto sabato mattina. Potrebbe trattarsi di uno stesso gruppo di giovani italiani che agiscono in sella a 2 scooter protetti dal casco. Le aggressioni si sarebbero verificate in varie zone dell'entroterra di Marsala, dove insistono moltissime aziende agricole. Ad alcune delle vittime delle aggressioni hanno rubato o tentato di rubare lo scooter su cui viaggiavano. In un caso la vittima, invece che viaggiava in sella ad una bicicletta, è finita in ospedale per le ferite riportate dopo essere stato bastonato e buttato a terra. Questo episodio si è verificato in contrada Santo Padre delle Perriere lungo la strada provinciale 53. Dopo aver superato il santuario e i vivai Zichitelle, il ragazzo ha incrociato 4 giovani su 2 scooter provenienti dalla direzione opposta che, dopo aver fatto inversione di marcia, l'hanno bloccato e senza un apparente motivo lo hanno colpito al volto con bastone di legno facendolo cadere
cadere sull'asfalto. Dopo la brutale aggressione, il gruppo si sarebbe allontanato mentre il giovane sanguinante ha raggiunto l'azienda agricola in cui lavora, dove è stato soccorso e accompagnato in ospedale. I medici hanno riscontrato una ferita alla bocca, un dente rotto e una lesione al setto nasale. I carabinieri nella sola mattinata di sabato hanno ricevuto 5 querele da parte di altrettanti migranti. Una vicenda questa che riporta alla mente l'omicidio di Bakary Sako, un bracciante maliano di 35 anni aggredito e ucciso a coltellate il 9 maggio scorso a Taranto mentre si recava al lavoro. Resta in gravissime condizioni la donna presa a martellate dal marito nel loro appartamento a Mister Bianco nel Catanese. Sentiamo Giusy Lazzara. È gravissima, ricoverata in terapia intensiva, la donna aggredita dal marito, che l'ha colpita forse con un martello più volte alla testa. Nessuno dei 4 figli ha assistito direttamente all'aggressione della madre. Alcuni di loro hanno sentito solamente la violenta lite tra i genitori. La tragedia nella notte di venerdì a Mister Bianco nel Catanese. Urla, terrore e poi la richiesta d'aiuto. È la figlia maggiore che chiama i carabinieri con un filo di voce. Mia madre è a terra, svenuta con una ferita alla testa. Nell'appartamento di Belsito, in una zona residenziale di Mister Bianco, i carabinieri trovano la donna in una pozza di sangue e i 4 figli, 2 maggiorenni e 2 minorenni, sotto shock. Le condizioni della donna sono apparse subito disperate. Ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, è stata sottoposta ad un delicato intervento neurochirurgico e resta in imminente pericolo di vita per il gravissimo trauma cranio-facciale e delle lesioni cerebrali riportate. Il marito, un autista, è stato fermato per tentato femminicidio. Secondo gli investigatori, l'uomo ha colpito con rabbia al culmine di contrasti per un rapporto in crisi. Nell'abitazione anche i militari della scientifica, dei carabinieri, che hanno fatto rilievi e cercato il martello che potrebbe essere stato utilizzato dall'uomo. Sulla famiglia però non risultano denunce pregresse né segnalazioni ai servizi sociali. 2 incidenti mortali sulle statali tra Butera e Partinico. 2 uomini hanno perso la vita, ma c'è anche un bambino tra i 4 feriti. Scia di sangue sulle strade siciliane, 2 gli incidenti mortali nelle ultime ore. Impatto fatale sulla strada statale 115 sud-occidentale Sicula, Butera, in provincia di Caltanissetta. Una giornata di svago si è trasformata in tragedia per un giovane motociclista di Pozzallo, morto nello scontro con un'auto. L'urto è stato violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. I mezzi sono stati sequestrati come previsto dalle normative vigenti in materia di omicidio stradale, in attesa di ulteriori disposizioni della Procura. E ieri un altro scontro mortale sulla strada statale 113 a Partinico, fra 2 auto all'altezza del Ponte Tauro. Nell'incidente ha perso la vita un uomo, feriti 4 passeggeri, un bambino, 2 donne e un uomo, tutti trasportati in codice rosso negli ospedali Cervello di Palermo e il Civico di Partinico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti rimasti incastrati tra le lamiere delle auto. La tragedia arriva pochi giorni da un altro incidente mortale avvenuto sempre sulla statale 113 il 26 maggio nelle vicinanze di Cefalù. Violento l'impatto tra un'auto e una moto, costato la vita al motociclista. Guidava sotto effetto di cocaina e alcol, con la patente scaduta e senza assicurazione. Il conducente del SUV che venerdì a Mazzara del Vallo ha investito uno scuolabus facendolo ribaltare. L'uomo è risultato positivo ai test. Con lui c'erano a bordo anche la moglie incinta e 5 figli. Per fortuna nessuno dei 19 feriti, 14 dei quali dei minori, è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione, il conducente non avrebbe rispettato il segnale di stop all'incrocio, determinante il sangue freddo dell'autista del comune Giuseppe Di Stefano e del personale a bordo del pulmino, che hanno aiutato i bambini a uscire rapidamente dal veicolo. Nell'inchiesta su Messina Denaro e i suoi fiancheggiatori spunta anche una maga che veniva consultata per sapere se viaggi d'affari sarebbero andati bene. Laura Spanò. Non erano solo soci in affari Giacomo Tamburello e Matteo Messina Denaro, ma come il boss anche Tamburello, per sfuggire alle forze dell'ordine, usava diversi alias. Da qui la necessità dei magistrati di Palermo, che indagano sul tesoro e sui fiancheggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro, della misura cautelare in carcere nei suoi confronti, ma anche dell'ex moglie e del figlio Luca. Tamburello è rimasto latitante per 4 anni in Spagna e in quel periodo ha continuato a dirigere il narcotraffico e si spostava grazie a documenti falsi come le carte d'identità intestate
intestate a Riccardo Maniscalco e Gaetano De Vincenzo e che Tamburello progettasse di lasciare l'Italia. Gli investigatori lo hanno scoperto intercettando lui e il figlio Luca, con cui disquisiva non solo di investimenti e spostamenti di denaro in paradisi fiscali per schermare la loro azione e diversificare gli investimenti, ma anche su come investire in criptovalute, strumenti finanziari sui quali già lavoravano. In quella intercettazione Luca consigliava al padre di andarsene dall'Italia. E le indagini mostrano anche un altro aspetto singolare che riguarda Maria Antonina Bruno, ex moglie di Tamburello, che si muove tra banche, bonifici respinti, ville, ma che prima di ogni operazione chiama i chiaroveggenti per farsi leggere il futuro degli affari, soprattutto quando le operazioni finanziarie di famiglia si complicano. Il periodo è compreso tra il 28 settembre e il 1 ottobre 2025. Il contesto è il trasferimento di fondi verso banche monegasche e lei, prima di partire per Nizza con il figlio Luca, chiama diversi chiaroveggenti per ottenere una previsione in merito al proprio futuro. Il viaggio è improvviso e lei vuole Luca con sé. Il tono è netto: io glielo dirò, dice al chiaroveggente. Avrebbe investito volontariamente un 62enne al termine di una lite vicino al mercato Vascone a Messina. L'uomo poi avrebbe tentato di tornare verso il ferito, non si sa con quali intenzioni, ma sarebbe stato fermato dalla presenza dei soccorritori. Poi è stato arrestato. Sono saliti sul tetto di un centro commerciale a Misilmeri e poi con una motosega hanno tagliato il tetto in legno calandosi dall'alto. I ladri hanno così rubato un centinaio di telefoni cellulari del valore di circa 50.000 euro. Un anno fa l'omicidio di Santoré, il giovane pasticcere ucciso da un posteggiatore abusivo ad Ognina, al lungomare di Catania. Ieri sera una fiaccolata per ricordarlo. Tonino De Mana. Giustizia per Santo, e Santo vive. Poi lacrime, strette di mano ed abbracci, veri e sinceri, per ricordare Santoré, il giovane catanese assassinato da un extracomunitario irregolare, già irregolare, che non doveva trovarsi in piazza Mancini Battaglia ad incrociare lo sguardo e il destino con il povero pasticcere, ucciso senza un motivo e senza un perché. Ed affinché non cade il buio sulla vicenda Catania, lo ha voluto ricordare con una fiaccolata che ha visto la composta partecipazione di 300 persone. Ad aprire il corteo il padre Nino, affiancato dalla moglie Patrizia e dalle figlie Deborah ed Eleonora. Poche parole e tanta commozione per il padre di Santo. È deciso Catania di stare con Santo perché era un cittadino catanese e anche un grande lavoratore. Presente Giulia Gresta, moglie di Santoré. Santo era sempre un ragazzo disponibile che aiutava tutti e in particolar modo ha aiutato chi gli ha tolto la vita ingiustamente in un modo brutale. Candele accese e camminata verso piazza Mancini Battaglia con raduno sul luogo dell'omicidio, con qualche difficoltà per il passaggio dei partecipanti a causa delle auto parcheggiate in divieto di sosta. Poi la commozione prende il sopravvento. Tocca le corde giuste padre Angelo Mangano, che invoca giustizia facendo appello a tutti affinché, ha detto, ognuno con le proprie responsabilità possa far luce sulla vicenda, evitando che le candele possano spegnersi metaforicamente. Restiamo uniti a questa famiglia, ha concluso padre Mangano. A rappresentare il comune di Catania l'assessore alla protezione civile Bottino. Notte di fuoco in via Elorina a Siracusa, dove un incendio ha distrutto diverse auto in esposizione in un parco vetture, rogo e divampato poco dopo le 3 e ha causato ingenti danni all'aria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme dopo ore di lavoro e la polizia che ha avviato le indagini acquisendo le immagini di videosorveglianza. Al momento non si esclude l'ipotesi dolosa. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul traffico illecito di rifiuti nella discarica Timpazzo di Gela. I magistrati chiedono il sequestro della società che gestisce l'impianto e misura cautelare per 5 degli indagati. Gerri Italia. La DDA di Caltanissetta alza il livello dell'inchiesta sui presunti illeciti nel ciclo dei rifiuti della discarica Timpazzo di Gela. Dopo anni di indagini condotte dai carabinieri con il supporto del nucleo operativo ecologico, i pubblici ministeri hanno chiesto il sequestro preventivo della società Impianti SRR, che gestisce il sito di conferimento e il servizio rifiuti in diversi comuni del sud della provincia nissena e a Piazza Armerina. Tra i destinatari della richiesta di misura cautelare figura l'amministratrice della società, l'ingegnere Giovanna Picone. Con lei saranno ascoltati nei prossimi giorni altri 4 indagati
indagati tra tecnici e responsabili dell'impianto nell'ambito degli interrogatori preventivi davanti al giudice. Secondo gli investigatori, gli elementi raccolti sul presunto traffico illecito di rifiuti non riguarderebbero soltanto singole condotte, ma chiamerebbero in causa anche l'assetto gestionale della società. Per questo la Procura Antimafia ha chiesto non solo le misure cautelari personali, ma anche il sequestro delle quote societarie e la nomina di un amministratore giudiziario. Se il GIP dovesse accogliere la richiesta, l'intera governance di impianti SRR verrebbe commissariata, una prospettiva che preoccupa anche gli enti locali. La società è infatti controllata dalla SRR4 e quindi dai comuni soci, che da mesi cercano soluzioni per garantire continuità al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti senza interrompere un settore considerato strategico per l'intero territorio. Blitz antidroga sull'asse Calabria-Sicilia, le cosche Regine, base di partenza di ingenti quantitativi di cocaina, eroina e hashish per rifornire in particolare le piazze di spaccio del Calatino. Tonino De Mano. 6 arresti, 19 indagati, 21 kg di marijuana più 4 kg tra hashish e cocaina sequestrati. È il bilancio di un'operazione antidroga effettuata dai carabinieri della compagnia di Palagonia e dei comandi provinciali di Catania e Reggio Calabria. Ancora una volta le cosche Regine si confermano base di partenza di ingenti carichi di stupefacenti che approvvigionano le piazze di spaccio dell'isola, nella fattispecie Palagonia, Ramacca, Scordia, Caltagirone e Gela. Tra gli arrestati figura anche Antonino Apa, 49 anni, calabrese, imparentato con esponenti della cosca Pesce di Rosarno e ritenuto appartenente all'Andrina Bellocco, che avrebbe garantito la stabile fornitura di grossi quantitativi di cocaina. Le indagini, concentrate tra il 2023 e il 2024, hanno consentito di ricostruire la struttura dell'organizzazione, i ruoli dei singoli associati e le modalità di approvvigionamento, trasporto e distribuzione della droga che veniva venduta all'ingrosso a pusher e a gruppi criminali. Dall'inchiesta sono emerse anche estorsioni finalizzate al recupero dei crediti per droga non pagata, con minacce e violenze nei confronti degli acquirenti morosi. A Palermo la polizia ha arrestato 9 persone e ne ha indagate altre 30 nell'ambito di un'inchiesta su un'associazione a delinquere specializzata nel furti di auto, riciclaggio e cosiddetto cavallo di ritorno. Secondo le indagini del commissariato Porta Nuova, in una decina di mesi sarebbero stati commessi una cinquantina di furti per un giro d'affari di circa 2 milioni di euro. Le auto venivano portate in una base in viale della regione siciliana e lì smontate per il mercato nero dei pezzi di ricambio. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa, torniamo tra poco con altre notizie. Il parcheggio multipiano di Santa Panagia a Siracusa è nel totale degrado. Andiamo a vedere le condizioni della struttura che invece potrebbe rappresentare una valvola di sfogo per la mobilità. Francesco Aloi. Peccato avere una struttura del genere che non può essere utilizzata. Degrado ed illegalità hanno casa vicino al Palazzo di Giustizia di Siracusa. Questo parcheggio multipiano è così da sempre. Sembra pronto all'uso, ma a quanto pare non per gli automobilisti. Qui viene chiunque, però per fare altro. Lo vedete, ci sono rifiuti di ogni genere, dagli scarti edili ai pezzi di automobili. È uno spreco assurdo fare un parcheggio del genere e lasciarlo così. Ci sono barboni messi là dentro. Era una bellissima idea, un parcheggio veramente fatto bene e poi l'hanno lasciato proprio così abbandonato. Un parcheggio a 3 livelli che potrebbe essere un'importante valvola di sfogo per la mobilità del centro. Lasciando l'auto qui si arriverebbe a Ortigia in bus. Almeno questi sarebbero i progetti dell'amministrazione, che però pare essersi dimenticata di quest'area. Nonostante diverse interrogazioni da parte mia, da parte di altri su questo parcheggio, continua a restare chiuso, aperto, non si capisce se è aperto, se è chiuso. In ogni caso le sbarre sono aperte, quindi chiunque vi può entrare. Ogni volta si risponde sì, stiamo facendo, ma la verità è che questo stato del parcheggio ormai dura da parecchio tempo. Qui, ci dice chi frequenta la zona, si viene anche per consumare dosi di droga. Allora che fa? Consegniamo il parcheggio alla città o lo lasciamo in mano all'illegalità? La Sicilia, terra di matrimoni VIP, da Dua Lipa ad Aurora Ramazzotti, sono alcune delle star che hanno scelto l'isola per celebrare il loro giorno più bello. Eva Spampinato.
La Sicilia si conferma meta preferita per il Destination Wedding internazionale e torna a essere il luogo del cuore scelto da VIP e celebrità per pronunciare il fatidico sì. Tra paesaggi mozzafiato, dimore storiche e atmosfere senza tempo, l'isola si conferma una delle mete più ambite del jet set mondiale. I riflettori sono puntati su Bagheria, dove il 5 giugno la pop star Dua Lipa e l'attore britannico Callum Turner dovrebbero sposarsi nella splendida Villa Valguarnera, già set dell'intramontabile Gattopardo. Per l'occasione sono già previste misure straordinarie di sicurezza e un intero weekend di festeggiamenti tra Palermo e la costa. Attesi ospiti di fama internazionale dal mondo della musica, al cinema e alla moda, con indiscrezioni che parlano anche della presenza di Elton John e Madonna. Ma il glamour non si ferma nel palermitano. Il 4 luglio sarà il turno di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che hanno scelto il fascino del Castello Xirumi di Lentini per il loro matrimonio civile, un evento che unisce eleganza, tradizione e atmosfera mediterranea. Ancora una volta la Sicilia si conferma non solo meta turistica d'eccellenza, ma anche capitale delle nozze più esclusive dell'estate. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa, poi torniamo con la pagina sportiva per conoscere, le decisioni che il Catania sta prendendo in vista del suo futuro. Siamo allo sport, c'è attesa nel Catania per conoscere future ambizioni del presidente Pelligra. Le prime novità riguarderanno il direttore sportivo e l'allenatore. Ci dice tutto Sergio Colosi. Prosegue la riflessione in casa Catania. Nelle prossime ore una nota del presidente Ross Pelligra dovrebbe chiarire programmi, investimenti e obiettivi anche su Torre del Grifo dopo un ciclo di 4 anni e la mancata promozione in B. È tempo di bilanci, sicuramente in rosso, ma soprattutto di guardare oltre e non ripetere gli errori. Da rinnovare il settore tecnico nelle sue figure principali e non solo. Fortunato Varrà, dirigente del Napoli e responsabile dei calciatori azzurri in prestito, è un nome caldo per il ruolo di direttore sportivo, ma non l'unico. Varrà, sotto contratto con il club campano, dovrebbe rescindere tornando in Serie C dopo le esperienze in passato con Potenza e Pontedera. In caso di fumata bianca il suo prescelto sarebbe il tecnico dei lucani Pietro De Giorgio, che ha lavorato con lui. Variegata e di qualità comunque la lista degli allenatori. Chiuso il biennio con Toscano si guarda anche a Francesco Tomei dell'Ascoli, a Marco Turati del Siracusa e ad altri 2 nomi di spessore seguiti e contattati nella stagione appena conclusa: Guido Pagliuca, grande protagonista con la Juve Stabia e poi esonerato in via d'Empoli, dove dopo la parentesi Dionisi è stato un altro pallino rossazzurro, Fabio Caserta, a salvare il club toscano. Il Catania potrebbe ripartire da uno dei 2, prima però si attendono le dichiarazioni di Pelligra. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.